Solo che oggi non è più tempo di protesta, è tempo di rivoluzione, di cambiamento. La Sicilia fino ad oggi è stata capace solo di esprimere proteste, solo che le proteste diventano momentanee e non si traducono mai in azione di governo. Questa volta ha scelto la rivoluzione e io non deluderò i siciliani, perché in questa battaglia io mica ci metto niente, ci metto tutto me stesso e il rischio della mia vita, sapendo anche che mi attendono azioni pericolose in una regione sicuramente dove i problemi che io ho vissuto sulla mia sicurezza in questi anni si amplificano per 10, 20, 30, 100 volte, sapendo il livello di interesse che dobbiamo toccare. Ma nessuno si aspetti sconti, perché qui si va avanti. Grillo è diventato grillino ed è diventato anche lui partitocratico, sceglie il politichese sopra ogni cosa. Un po' meno qualche suo uomo, voglio dire, quando dici per esempio quella frase non gli stringo la mano, ma questo non si dice neppure, voglio dire, è nazismo quello di dire io non stringo la mano a un mio avversario, è inciviltà, è intolleranza. Per cui noi io voglio dialogare con tutti ovviamente, anche con i grillini, anche con tutti gli altri, con tutte le persone di buona volontà. Avranno i partiti nel suo governo? Le urne dicono che c'è stato un crollo dei partiti. Guardi, io penso che i partiti che mi sostengono hanno avuto un buon dato. I partiti non è che partecipano al governo, anche perché per legge i governi si formano nelle assemblee, nelle istituzioni e si formano attraverso maggioranze, quindi non si formano attraverso i partiti. Quindi parlare dei partiti, io mi auguro che ci sia invece la rigenerazione dei partiti, ma questi partiti per rigenerarsi debbono incontrare la società civile e i movimenti, altrimenti se si chiudono su loro stessi non vanno avanti. Io sono in netta discontinuità con tutti quanti hanno governato la Sicilia, Lombardo compreso. Ma se non c'è la maggioranza? Ma è un problema vostro, perché siete abituati alle alchimie parlamentari di sempre. Siete abituati sempre a sti giochetti con chi ci smette. Con me si cambia musica. Io chiederò la maggioranza di volta in volta sugli atti. Dopodiché, se non ci sarà una maggioranza, chiamo di nuovo il popolo a votare e faremo chiarezza. E i siciliani a quel punto a Crocetta gli daranno il 60%.